Questa è un'occasione, questa della presentazione del restauro alla statua di Lanza, è l'occasione anche per avvicinarvi di nuovo a questo luogo, un luogo della memoria, sia storica sia della nostra personale vita. Non perdiamo molto tempo e io inviterei qui sul palco il sindaco di Foggia, Franco Landella, l'assessore alla cultura, Anna Paola Giuliani, che atleta, sindaco, fantastico, il dottor Paolo Telesforo, che è il presidente del gruppo Telesforo, che ha abbracciato questo progetto e lo ha portato avanti. Poi vorrei sul palco anche Carla Russo, che è la restauratrice, è la prima donna che ha fatto un selfie con Vincenzo Lanza, gira sul web. Io sono l'unico che è salito come se avessi fatto la scalata dell'Everest. Va bene, allora io incomincerei con il sindaco. Allora io colgo l'occasione per salutare le autorità civili e militari di questa bella iniziativa, ma un ringraziamento particolare lo devo in sintesi non al gruppo Telesforo, ma a Paolo Telesforo, perché penso che incarna di fatto e rappresenta il gruppo che ha dato lustro a questa città. Ringrazio la famiglia Di Miscio e ringrazio la famiglia Rosa Rusa, che ha reso possibile il restauro, e grazie agli altri imprenditori che vorranno contribuire a altre iniziative che il Comune e il gruppo intendono promuovere per il recupero della villa comunale. Cari amici, oggi sono molti per essere felici. Uno è certamente il restauro in se stesso del monumento a Vincenzo Lanza, perché questo personaggio, per quanto oggi poco noto ai foggiani, continua ad essere un orgoglio ed un vanto per la nostra città, sia dal punto di vista della storia della medicina che della storia politica di Foggia e dell'Italia. Laureatosi in medicina nel 1811 con grandi maestri all'Università di Napoli, iniziò ad insegnare nell'Ateneo della capitale del Regno, Napoli, e a sperimentare nuovi metodi clinici nella pratica di ogni giorno, studiando soprattutto le malattie infettive. Chiamato a far parte di diverse commissioni mediche ufficiali, si distinse nella lotta al colera durante l'epidemia del 1836-37. Fu fautore del positivismo medico basato sulla ricerca e sull'interpretazione logica dei fatti, la cui realtà fosse dimostrata dall'osservazione e dall'esperienza senza gli atteggiamenti dogmatici molto diffusi nella medicina del tempo. Era stimatissimo dai contemporanei ed era ritenuto il principe dei medici napoletani. Scrisse testi fondamentali per l'epoca, anche tradotti e pubblicati all'estero, ma accanto a questa attività scientifica di grandissimo rilievo, Lanza svolse un intenso attivismo politico. Fai il balletto. Anche il fisico. Sin dall'inizio, fedele alle idee liberali, lottò fieramente per l'affermazione di un sistema più democratico nel Regno di Napoli. Eletto nel 1848 nel primo Parlamento delle due Sicilie, nella successiva ripresa autoritaria di Federico II di Borbone, Lanza dovette fuggire a Roma e poi in Liguria, mentre la Gran Corte Criminale di Napoli nel 1853 lo condannava contumace alla pena di morte. Ottenuto la grazia ottenuta da Ferdinando II, il 6 settembre 1855 Lanza tornò a Napoli, dove era rimasta la sua famiglia. Non poté tornare ad insegnare per motivi politici all'università, ma la sua reputazione come medico era sempre altissima. Così nel 1859, quando il re tornò colpito da una grave infezione del sangue da un viaggio effettuato a Foggia e in varie città della Puglia, fu chiamato a consulto al suo capezzale. Lo staff medico di corte però ignorò i suoi consigli e lui raccontò poi agli amici di Foggia, sprezzante, dicendo: lui mi ha dato un salvacondotto per tornare a casa, ma io gliene ho dato un altro per un luogo dal quale non può più tornare, intendendo che il re era destinato a morire.
Il 3 aprile del 1860, nella sua casa di via Toledo, morì a causa di un attacco di apoplessia, senza poter vedere realizzato il sogno di un'Italia unita e liberata dalla dominazione straniera. Il suo nome è stato venerato nel corso dei decenni dai foggiani che conoscevano la sua storia. Non a caso gli venne intitolato il liceo classico. La statua fu un meraviglioso gesto di omaggio nei suoi confronti come medico, ma soprattutto come patriota e amante della libertà e della democrazia. Quindi io ringrazio nuovamente il gruppo Telesforo perché ha dato e restituito, insieme al comune che abbiamo collaborato nel basamento e nella recinzione, in modo tale da non consentire più ripetuti atti di vandalismo. Io spero che questo restauro possa risvegliare le coscienze di tanti imprenditori che possono collaborare per migliorare le sorti di questa città, come sta facendo in maniera meritevole il gruppo Telesforo, ma soprattutto io mi auguro che possa scuotere le coscienze di tanti foggiani che nell'indifferenza non commettono atti vandalici, ma tollerano molte volte queste azioni e nell'indifferenza girano il capo. Quindi dobbiamo imparare a denunciare, ma soprattutto a proteggere i beni della nostra città, e questa statua è un bene e un patrimonio di questa città. Grazie. E poi parlerà il dottor Telesforo, insieme il pubblico e il privato tireranno quel laccio che ci mostrerà la statua restaurata, e poi due parole, Carla Russo che ha eseguito il restauro. L'assessore Giuliani. Buongiorno a tutti. Dottor Telesforo, Gioacchino ricordava una data, per me è diventata una data molto importante. Il 31 marzo di un anno fa cominciava questo percorso in piena sinergia tra l'amministrazione comunale e il gruppo Telesforo. Se posso dirlo, e questa è una cosa un po' più personale, il 31 marzo dell'anno scorso cominciava soprattutto un bellissimo rapporto di amicizia che oggi, in questa giornata fortunata anche da un punto di vista climatico, ci porta qui a festeggiare l'ennesimo regalo del gruppo Telesforo alla città, perché quello che contraddistingue questo gruppo è la totale assenza di mania di protagonismo, per cui non è il primo regalo che loro fanno alla città. Accolgo con piacere e con gioia le parole del dottore che ha detto durante una conferenza, in un articolo spiegava che è il primo di una lunga serie. Non è il primo, non è la prima volta che il gruppo Telesforo decide di stare così vicino all'amministrazione, partecipando e sponsorizzando altri eventi culturali che noi abbiamo messo in campo, per cui il grazie è doppio, il grazie è sentito. E dicevo, dottore, ieri leggevo le sue parole, le parole di una sua intervista. Mi ha colpito molto un passaggio in cui lei diceva: faccio questo anche per onorare e rispettare la memoria di mio nonno, che è stato sindaco di questa città. E a me piace moltissimo chi ama ricordare da dove viene, chi ama ricordare il passato. Il passato racconta la storia, la nostra. Il presente ci racconta di questa bellissima giornata, importante per Foggia, importante per l'amministrazione, importante per il gruppo. E il futuro sento di poter dire che sarà una bella pagina che potremo davvero scrivere insieme col gruppo Telesforo e con chi vorrà esserci. Grazie, grazie di cuore. Grazie. C'è tra di noi anche il precedente sindaco che a sua volta aveva accolto con entusiasmo questa cosa, anche con Gloria Fazzia. Purtroppo la burocrazia della sovrintendenza per poter arrivare a restaurare il monumento non ha permesso il compimento nell'ambito del mandato precedente, ma fortunatamente in continuità di intenti le due amministrazioni hanno dimostrato di avere a cuore le sorti di questa città, e nonostante le difficoltà, grazie a chi vorrà insieme a noi contribuire, renderà possibile il recupero di questa villa. Il dottor Paolo Telesforo.
Io voglio ringraziare le autorità, le personalità e in particolare un ringraziamento alle autorità militari di questa città, grazie al comandante dei Carabinieri, il colonnello Basilicata, grazie al questore di Silvis che hanno voluto rendere più bella questa giornata. Sì, questa è una giornata bella per me, ma è una giornata bella per la città. Finalmente sono arrivato ad un traguardo, lo ricordavamo prima, eccetera. Ci sono voluti 4 anni per ottenere il nulla osta dalla sovrintendenza dei beni storici ed artistici, ma poi alla fine ce l'abbiamo fatta. E devo dire grazie in primis al sindaco del 2011, Gianni Mongelli, che ci ha sempre accolto con grande affabilità e con grande entusiasmo su questa iniziativa. Devo ringraziare il sindaco di Foggia, sono io a ringraziare te per la fiducia che hai voluto sempre accordarci e per il progetto che noi portavamo avanti. Un grazie va anche ad Anna Paola Giuliani perché è grandiosa, c'è un entusiasmo, una voglia di fare che commuove e che veramente ti trascina. E io la ringrazio davvero, così come ringrazio il dottor Carlo Di Cesare, che grazie a lui noi ci siamo avviati, io non lo so se qui è presente, eccolo, è arrivato giusto, perché sicuramente ci ha dato una grossa mano per realizzare e quindi entrare nel discorso burocratico, e credetemi che non è stato semplice. Io il grazie lo devo fare anche a Carla Russo perché lei è stata davvero molto brava, si è dedicata moltissimo, ma soprattutto con i ritmi e con i tempi che si imponevano, perché noi abbiamo iniziato, o meglio lei ha iniziato a questo restauro nel settembre del 2015, quindi gli abbiamo imposto una certa velocità nei suoi lavori. Lei è stata molto brava, così come molto bravo, devo dirvi la verità, è stato Gioacchino Rosarosa, che mi supporta e mi sopporta, quindi veramente lo merita, perché lui sta a contatto con me ogni giorno e non è facile sopportarmi, tant'è vero che qualche volta lui vuole ritirarsi da questo compito a vita privata, però non ci riesce perché poi alla fine è con noi. Questo io devo dire. Per quanto riguarda Vincenzo Lanza non c'è bisogno più di dire nient'altro, perché ha detto tutto benissimo il nostro sindaco. L'unica cosa che mi piace ricordare, adesso che noi vedremo la statua, una statua fatta dallo scultore Beniamino Calì, napoletano, che fu incaricato dal sindaco di allora, il sindaco Lorenzo Scillitani. E festeggiamo l'anno prossimo, quindi questa volta siamo in anticipo, i 150 anni della delibera del Consiglio Comunale che ha stabilito quindi di rendere omaggio al nostro Vincenzo Lanza, al nostro clinico famoso, facendogli questa statua. Bisogna dire una cosa, che all'origine, quando fu trasferita nel 28 in questa villa comunale, vi erano ai lati 4 trofei che poi con la guerra sono andati persi e poi non si è saputo più niente. Bene, io devo dire la verità che a Foggia ho scoperto una cosa, che ci sono veramente degli uomini che si dedicano molto alla storia della nostra città. E grazie all'opera di Tommaso Palermo, un grosso studioso e ricercatore, noi siamo riusciti proprio recentemente a trovare uno dei 4 trofei che sono stati distrutti, quindi uno è stato ritrovato, era stato considerato come un ceppo funerario penso dai beni culturali o da qualcuno del settore, e quindi noi abbiamo recuperato uno dei 4 trofei e questa è una cosa bellissima ed è presso il museo, che adesso sta presso il museo. Esatto. Allora io che cosa devo dirvi? Io devo dirvi che è stata davvero un'esperienza molto bella. Io devo ringraziare tutti, devo ringraziare anche in particolare la dottoressa Fazzia, che è mia amica da sempre e che c'è stata sempre anche lei molto vicina in questo progetto. Insieme con lei io ringrazio tutti, in particolare permettetemi oggi anche di ricordare chi è che è stato vicino a me in questa opera, e la ditta Mar, che ha contribuito molto, di Massimo De Finis, che penso che sia qui, così come la Real City
di Antonio Pontoni, che ci ha dato davvero l'azienda Torraco Marmi e la ditta Palinotti. Loro hanno contribuito... Anche la ditta Ferrazzano. La ditta Ferrazzano. E la ditta Ferrazzano. La ditta Ferrazzano. E veramente loro ci hanno fatto ci hanno dato un grossissimo aiuto, sono stati vicini. Noi è stata una bellissima esperienza, davvero. Ci siamo sentiti uniti perché abbiamo compreso che eravamo consapevoli della necessità che occorreva difendere, bisognava conservare, ma soprattutto bisognava far conoscere e conoscere anche noi stessi quelli che erano i pilastri della nostra città. Solo ricordando questi uomini, questi grandi uomini che hanno fatto bella e grande questa città, noi possiamo guardare con ottimismo al futuro. Io vi ringrazio davvero di cuore e sono felicissimo. Adesso, prima dell'intervento conclusivo di Carla, con un gesto atletico, il sindaco e il dottor Telesforo, saltando con entusiasmo scendete di qua, pubblico e privato insieme in questa città. Vai. Ma è uno striptease. Su, lo strip. Ce la faremo? A freddo Vincenzo? Il pronto soccorso dell'azienda Sergio Russo. Su. Bentornato Vincenzo. Bentornato. Passo adesso il microfono a Carla Russo, 2 parole che dovremmo dire noi a lei in realtà per ringraziarla, però voglio che lei ci dica 2 parole su questa, cosa ha significato fare questo restauro per te. Allora, buongiorno a tutti e vi ringrazio di essere qui. Innanzitutto ringrazio il gruppo Telesforo e il comune che mi hanno dato la possibilità di lavorare nella mia città, perché tutte le nostre maestranze di solito per fare questi lavori vanno fuori oppure vengono persone dal di fuori. Quindi in questo caso particolare io sono contentissima di aver lavorato proprio nella mia città e all'interno della villa comunale che frequentavo da piccola con i miei genitori. Io mi ricordo, ho un vago ricordo che quando ero piccola mia madre mi accompagnava in villa e guardavo questa statua e me la ricordavo di bronzo, quindi verde. Infatti potete vedere dal cartonato presente lì sulla mia destra che questa statua era completamente ricoperta da una patina verde dovuta a un degrado biologico e quindi tutta la vegetazione presente in villa, perché diciamo i monumenti tendono a assumere lo stesso aspetto di ciò che li circonda. In questo caso la statua era diventata completamente verde e con il lavoro si è scoperto che comunque anche tramite consulenze con il marmista Torraco che questo è un marmo di Carrara, quindi un marmo molto pregiato. E si è poi ovviamente stabilito insieme alla sovrintendenza dei beni storico-artistici tutte le varie fasi di intervento conservativo e quindi vari impacchi con biocida. L'intervento è durato tanto proprio per togliere questa vegetazione molto coerente sulla statua. Poi sono state eliminate le vecchie integrazioni cementizie che erano alla base del piedistallo. È stato consolidato strutturalmente tutto le lastre di copertura, i gradini ripristinati dal marmista
e poi niente, questo è il lavoro. Carla, un'ultima domanda. Molti si domanderanno perché non avete rifatto la mano e il bastone. Sì, questa è la classica Noi volevamo domanda. farlo, ci Sì. hanno guardato male. Allora sì, la sovrintendenza in un primo momento ha dato parere negativo, nel senso che le integrazioni vengono fatte per la stabilità del pezzo. In questo caso la statua si regge benissimo anche senza la mano e il naso. Inoltre le fotografie d'epoca non sono così dettagliate, sono delle fotografie sfocate in bianco e nero che non possono dare l'esatta immagine di com'era il naso e la mano prima, anche se poi alla fine del lavoro la dottoressa Simonetti, l'ispettrice appunto proposta al riguardo, ha lasciato una spia accesa, nel senso una speranza, nel senso che bisogna rivedere tutte le opere dello scultore napoletano Beniamino Calì, che comunque è uno scultore abbastanza ignoto, e quindi rivedendo queste opere dobbiamo vedere dei particolari che possono insomma Permetterci di ricostruire sì, il come naso e la meglio. mano, però un lavoro Quindi comunque diciamo che abbastanza potrebbe minuzioso. esserci un Vincenzo Lanza restauro bis. Sì, restauro bis. In futuro, se ci daranno l'autorizzazione a completare. Però è un lavoro comunque di studio, di uno studio lungo, perché non si può inventare qualcosa di cui non si ha certezza. Va bene, qui non solo perché c'è questa statua e non solo perché presto vedrete che tutte le statue verranno restaurate in questa villa, ma riprendetevela perché molti di voi sicuramente mancano da 20 anni, se non di più. Questa villa va preservata con la vostra presenza, deve essere fruibile nuovamente, non abbandonata, perché dove c'è l'abbandono dei cittadini inizia il degrado non solo fisico ma anche quello morale. È proprio di ieri la notizia di una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Ecco, questo non deve accadere. Qui ci sono le autorità della polizia municipale, dei carabinieri, della polizia, che io spero ci daranno una mano con la complessità delle opere a cui sono chiamati, di trovare lo spazio per includere anche la villa comunale nei percorsi della vostra vigilanza. Grazie a tutti, grazie a chi oggi pomeriggio verrà al convegno presso la Clinica San Francesco. Grazie a tutti.